Missione Calabria è un'esperienza che si è conclusa a luglio e che ha cambiato anche delle vite. Ci puoi raccontare un po' com'è andata? Assolutamente sì, Protection for Kids è partita appunto a luglio con 8 volontarie da tutta Italia per fare questa missione umanitaria in Calabria. È stata una missione un po' innovativa per noi, nel senso che era una delle prime missioni che facevamo nel territorio italiano. Protection for Kids ha coordinato diverse attività per bambini e bambine in un centro estivo inclusivo dove c'erano bambini rifugiati di guerra, bambini richiedenti asilo, bambini vittime di violenza assistita. Questo facendo dei giochi e delle attività che potessero in qualche modo trasferire ai bambini i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto e della gentilezza. Poi Protection for Kids ha avuto un primato, nel senso che è stata in questa missione la prima organizzazione al mondo che ha presentato un training di alta formazione antitratta allo staff di un centro di prima accoglienza immigrati per cercare di captare quali sono i segnali di tratta. Quindi Protection for Kids ha condotto questo training tramite un formato innovativo di escape room e è stata per noi la prima esperienza che è andata molto bene, tanto che sarà progetto pilota per questo 2026 in cui ci siamo aggiudicati la formazione di numerosi centri in tutta Italia tramite il formato di escape room. Grazie.